Mi hanno aggredito da dietro, mi hanno scaraventato per terra, il tutto mentre io ero in live, ero in diretta, stavo facendo un tour virtuale con dei clienti che non vedevano la cosa perché avevo la telecamera puntata sul ponte. Luca, 26 anni, guida turistica di Venezia, racconta l'aggressione subita nelle scorse ore proprio a Venezia, a Rialto, da parte di 3 balordi, di cui uno minorenne, arrivati da Milano. Il pestaggio perché i 3 pensavano fosse stato Luca a chiamare i carabinieri che poco prima li avevano redarguiti in quanto sorpresi in atteggiamenti più che indecenti, atteggiamenti certamente indecorosi per i quali anche lo stesso Luca era stato infastidito al punto che aveva esortato i 3 a smettere, questo prima che arrivassero i militari della pattuglia antimovida. Con il 26enne pestato violentemente anche un 50enne veneziano, intervenuto nel tentativo di aiutarlo e separarlo dai 3 balordi completamente ubriachi. Ho sbattuto la testa anche sul ponte, spero che le telecamere abbiano ripreso, il che con tutti anche i veneziani che li passavano tranquillamente. È intervenuto un signore, un adulto, per aiutarmi e li ha portati via, li ha portati diciamo sopra il ponte. Nel giro di 10-20 secondi ho visto con la coda dell'occhio il signore per terra con la bocca piena di sangue ed un dito rotto. A venire incontro ai 2 malcapitati proprio 6 delle tantissime telecamere presenti a Venezia e costantemente monitorate dagli occhi attenti degli agenti della locale della centrale operativa. Questa è una cosa che succede sempre, perché io ogni sabato e domenica provo a fare il mio lavoro e mi trovo ubriaconi per le strade senza nessun controllo, che mi molestano, che mi danno fastidio, ma questa volta veramente questo episodio mi ha segnato a vita, perché mi sono sentito aggredito alle spalle mentre facevo semplicemente il mio lavoro.